Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live splash del vostro Maretto Veneziano riguardante il titolo della scheda che avete visto, che le logiche di guerra non sono le narrative dei talk show o dei specialisti di biologia da talk show che voi avete visto. Insomma, la narrativa del regime alcune volte e spesso e volentieri è molto differente dalle logiche di guerra. Perché vi dico questo? Perché molti, no, sperano, no, con questo influsso da New Age, che l'universo ci darà sempre quello che ci servirà, sperano che la valanga di cioccolato che sta arrivando dall'est schivi perché noi siamo noi, cioè nel senso questi russi stanno bombardando i loro fratelli compatrioti ucraini che fino a 6-7 anni fa, 8, diciamo nel 2014, erano nell'orbita dell'influenza russa, e questi da talk show, no? Cominciano a dire che sicuramente noi la scriveremo, no? Il problema è che finora ho visto solamente due persone all'altezza di poter spiegare al popolo italiano e anche a quello straniero che segue la TV di regime la realtà. La realtà è che bisogna essere pragmatici e realistici. Se i russi col signor Putin hanno deciso di invadere l'Ucraina con tutti i mezzi, ma ricordatevi che questi mezzi che hanno schierato i russi non è la potenza massima, come dicono l'80% della forza militare russa, sarà un 20-30%, in più hanno schierato l'80% che sono reclute. La forza, i pretoriani forti, quelli proprio tosti, li schiereranno più avanti. Quindi quando voi ascoltate queste narrative di super specialisti che vanno a servizio delle TV di regime con la solita narrativa, al di là che si sono dimenticati che abbiamo passato 2 anni in cui sono morte molte persone sierate, al di là che finito questo, almeno parlo non per l'Italia, ma per la Svizzera, per l'Inghilterra, per la Danimarca e per altri stati che hanno tolto subito a metà febbraio il certificato Covid, l'Italia è ancora sotto questo tallone micidiale. Beh, al di là di questo è aumentato stratosfericamente la bolletta del gas e dell'elettricità, chiaramente l'inflazione galoppa al 7% e in più è iniziata una guerra e questi signori vanno a dire alla TV state tranquilli che Putin non ci attaccherà. Ma se hanno attaccato l'Ucraina, che sono i loro fratelli, praticamente sono consanguini, cioè praticamente un terzo della popolazione ucraina ha dei parenti russi, no? Anche uno che è caduto dal seggiolone piccolino capisce che se loro sono in queste condizioni, figurati se potranno, non lo faranno. Il maledetto cosa vi può dire? Il maledetto vi può dire state attenti perché questa valanga di cioccolato è una pallina adesso ed è partita, state attenti a non mettervi in mezzo, non sperate che le rivoluzioni colorate che si sono avute in quei stati post-comunisti possano venire in Russia, cioè il fatto che come si dice, le rivoluzioni sono nate dalle folle in piazza è un po' un racconto di fantasia, nella realtà sono state sempre create dalle elite. E come ho spiegato in questo momento, il signor Putin ha dietro una corazzata nei posti i più importanti del potere russo e hanno deciso non oggi, non ieri, non 2 mesi fa, neanche 2 anni e mezzo fa come alcuni dicono, ma 30 anni fa di fare questa cosa qui. Perché se l'aveva visto il Marietto a 15 anni, adesso ne 58, figuriamoci loro se non erano pronti già da almeno 30 anni. Quindi com'è il loro piano? Il loro piano è attaccare, attaccare, attaccare e poi ancora attaccare. Alcuni mi chiedono, ma useranno bomba atomica? Beh, io ho visto una città importante della Svizzera nuclearizzata quando avevo 15 anni, cresceva solo l'edera, no? Quindi, cari amici, se avete qualche soldino a parte, compratevi i sigilli 6 di Marte che aiutano moltissimo in questo momento qua, seguite le pillole di Ildegare Maretto Veneziano, seguite anche i canali vari che abbiamo sul tubo e anche sui gruppi social. Scaricate gratuitamente dal 2015 le messe in pista il Marietto gli ebook, dove già dal 2015 spiegavo cosa sarebbe arrivato adesso. Adesso siamo sul pezzo, no? E le persone che hanno
si sono attivate lungo questo percorso di quasi 7 anni da quando il Marietto ha dato gratuitamente queste bu, sicuramente una protezione in più ce l'ha. Per gli altri, come diceva mio papà, io penso ai miei figli e gli altri genitori devono pensare ai loro figli. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!